Commenti politici potete immaginare moltissimi, i leader esprimono preoccupazione e lanciano anche inviti a non abbassare la guardia. Sentiamo Francesco Pionati. Per una volta Polo e Ulivo concordano, seriamente preoccupati, maggioranza e opposizione giudicano i fatti di Venezia un episodio grave che getta un'ombra inquietante sul rischio secessione e scredita il nostro Paese. Mancino non ha dubbi, la reazione deve essere politica, bisogna accelerare le riforme e passare rapidamente dallo statalismo al federalismo, sulla stessa linea D'Alema e Marini che lanciano a Bossi un ultimo appello. Torni la Lega nella commissione bicamerale a fare il suo dovere nel Parlamento. In un grande paese democratico si combatte per le riforme nel Parlamento, dove si va sulla base del voto dei cittadini, non occupando i campanili. E io credo che Bossi perda un'occasione forte, vera, nel momento in cui si discute di questa riforma dell'assetto dello Stato, a non starci dentro e a non difendere quell'idea forte che era nata dalla Lega, questa sì giusta, di decentrare i poteri, di dare un assetto federale allo Stato. E proprio contro la Lega sono in molti a puntare l'indice, da Bertinotti che accusa il Carroccio di essere l'altoparlante del secessionismo, a Berlusconi che dice Bossi la smetta di scherzare col fuoco. Il discorso va fatto semmai alla necessità di stroncare sul nascere ogni tentativo di legittimare ciò che è accaduto a Venezia nel nome di una impossibile secessione della Padania. Critiche anche a Napolitano, accusato dal Polo, ma c'è anche qualche malumore nella maggioranza di avere abbassato la guardia contro il rischio secessione. Casini chiama in causa il governo. Fare prevenzione seria, ci vuole un governo serio che non sottovaluta questi episodi e che non agisce con leggerezza e superficialità così come ha agito in questi giorni il governo italiano. Per tutti il monito di Boato, il terrorismo dice nasce spesso da atti simbolici.